Prossimo anno ci sarà la Rodurom, quest'anno, perché ormai siamo già nel nuovo anno e non si può non fare, c'è da difendere un titolo conquistato 4 anni fa, la barca sarà pronta per quella data, io sarò pronto e vogliamo ancora una volta andare a conquistare questo titolo e fronteggiare i navigatori francesi oceanici. È la All-Star del 2013, è stata in assoluto la più dura. Da Plymouth a Newport, contro vento, contro mare, contro corrente, nelle fredde acque del Nord Atlantico. Questa è stata veramente dura. Questa, anche la Rodurom è famosa per essere dura, però quantomeno si arriva al caldo ai Caraibi, quindi superata la fase iniziale, poi è un po' più semplice. È sempre una regata in solitario, senza assistenza e senza scalo, quindi impegnativa. Io credo che migliorino la persona, ti rendono più consapevole di quello che fai, di quello che vai a fare, più sicuro, più tranquillo, più sereno, affronti la vita in maniera molto diversa, in maniera molto diversa da come l'affrontavo prima di iniziare queste sfide oceaniche. Rimane sempre l'innovazione, rimane sempre la voglia di sfida, la voglia di conquista, la voglia di trasmettere, però interiormente la persona cambia, perché sono avventure importanti.